Parliamo di autismo perché si appellano adesso anche alla politica, le associazioni dei genitori dei soggetti con questa patologia. Sull'isola di San Servolo a Venezia hanno organizzato un incontro con i candidati alla presidenza del Veneto. Milva Andrioli. L'autismo è un disturbo che coinvolge già dai primi anni di vita ed è caratterizzato dall'impossibilità del bambino di poter interscambiare con gli altri e quindi condividere attività di gioco, attività, interessi e anche poi la quotidianità. Dei 5 candidati alla presidenza del Veneto, cui si sono rivolte le associazioni, uno solo ha risposto, Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle. Ci sono le richieste ovviamente che tutti noi uniti facciamo. Innanzitutto la riattivazione del tavolo per l'autismo regionale. Chiediamo innanzitutto una mappatura, perché ovviamente noi vogliamo sapere il dato preciso degli autistici presenti nel nostro territorio. Inoltre chiediamo la creazione di un centro di riferimento regionale per l'autismo collegato con le università nel territorio ed infine chiediamo anche il sostegno alla formazione degli insegnanti di sostegno, ovviamente in grado di affrontare questa specifica patologia.